E beh, vai, e beh, vai, e beh, vai, e beh, vai. Oh, mine furado, oh, mine sinado, Furado bro inari, furado bro no sodu, furado bro inari. Gentili amici Urgufans, salve. È arrivato un amico oggi a trovarmi, Daniele. Daniele non è sardo, arriva da? Sono marchigiano, vengo dalla provincia di Ancona, quindi da quello che voi sardi chiamate il continente. Sì. E c'è quel proverbio che dice meglio un morto in chiesa che un marchigiano dietro la porta. È una storiella come tante ne esistono. Ogni buon continentale tiene un sardo nell'armadio e ogni sardo intelligente c'ha un amico in continente. Questo è carino. No, questo detto volevo aggiungere che è molto conosciuto, molto diffuso perché si dice che durante lo stato della Chiesa, appunto, i marchigiani si occupavano di andare a riscuotere, insomma, i tributi nelle case. Le tasse. E per questa ragione meglio un morto in casa che il marchigiano fuori dalla porta, ma il popolo marchigiano, Benito, è cambiato. Quindi, certo, ma stiamo a scherzare. Per carità. Cioè come si può dire, un agente delle tasse non può rappresentare i marchigiani, che poi mi hanno detto che non era manco marchigiano, era genovese. Hai ragione. Quindi, Perché abbiamo parlato fino a poco fa con Benito di stereotipi, no? E io a un certo punto gli ho chiesto, ma insomma, del sardo dicono che è basso, che è testardo, che è conservatore, ma come si può definire? Abbiamo cercato di trovare una definizione e però non siamo riusciti a trovare altra parola se non splendido popolo, perché forse questa è la verità. esatto, il sardo è basso perché quando da bambini ci facevano l'oppa là avevamo i soffitti bassi, quindi era un derivato da questo. Ecco, il cappellino che tu hai in testa, da cui deriva anche il nome di un celebre complesso, i Barrittas, che tu conoscerai, è un cappello che si vede moltissimo qua Sì, nell'isola. però questo non è a me mi misero il soprannome Barritta perché avevo un berrettino bianco, infatti mi chiamavano Barritta Bianca e da lì nasce il nome del gruppo i Barrittas, che poi diciamo viene attribuito al berretto sardo, a quello, non al berretto, al copricapo del costume sardo, Sabarritta. Quindi c'è tutto un legame, viene praticamente fatta sparire quel berrettino bianco che avevo in testa e messo questo copricapo sardo, è chiamato Barritta e il mio soprannome viene completamente distrutto. Siamo guarda, in una terra bellissima. Io stavo guardando, mentre registravo l'intervista con Benito, guardavo qui e sentivo anche il gallo, perché poi ci hai raccontato anche di qualche ricetta. Io che ti seguo, t'ho visto anche a raccogliere gli asparagi una volta qua nei dintorni. Sì. E insomma, tu fai delle cose molto molto buone. E molte volte sentiamo oggi, non so, la cucina gourmet, se ne inventano di tutti i colori, ma perché non torniamo un po' anche alla semplicità? A rivisitare la semplicità che ci abbiamo, no? Insomma, non è che farebbe male. Ma certo, ma io riesco a pranzare con le cose più povere, quelle più buone. E tu mangi tutti i giorni cose sane e genuine. Sì. Da poco c'è stato un politico, Lollobrigida, che ha detto che i sardi, non i sardi, che i poveri mangiano meglio dei ricchi. Sì. Ma detto nella maniera che lo sto dicendo io, mangiano meglio dei ricchi, perché i ricchi poi prendono, sì, vanno a mangiare robe buone, ma sono scadute. Perché gliele conserva, dice quando viene quell'ora glielo do io questo, mettila da parte, mettila a congelare e quando arrivano gli danno quella roba là. Ma poi la cosa impagabile, secondo me, Benito, stando qui a Marrubio, qui con te ora, la cosa impagabile, oltre al cibo, oltre alla terra sarda, ma vogliamo parlare di questa tranquillità che si respira qui in questa terra? Cioè, parliamo anche di questo, perché poi la tranquillità è medicina naturale, quella che prendi senza accorgertene. La tranquillità. E che ha tanti effetti collaterali nel fogliettino illustrativo, no? Quindi sì.
benessere, tranquillità, buon umore, allegria, Senti la simpatia. musica. come- Senti la musica, è un ritmo... Sì, sì. Beh, chi sta in città, questa roba qui è un museo a cielo aperto. Sì, non ci sono problemi. Bio ando saltio curro cante tocche tocco cando che il suo e cando botto su chi va toccando che il suo de questo tu forza e volontà de mia Insomma, le Marche... ognuno mi prima C'è- È meglio morto in casa che marcheggiando dietro la porta. Tu lo sai perché è nato quel detto? Sì, Perché c'era il razziere. durante lo Stato della Chiesa, il marchigiano era quello che andava per conto dello Stato Pontificio a prendere, a posatore delle riscuotere il tasse. malloppo. Malloppo, sì, sì. E quindi quando vede il marchigiano, cioè, per carità, ecco, è un po' come non so, a Genova, tornando sugli stereotipi, sai, arriva Equitalia, è la stessa cosa, no? Quindi un po'... E invece io vedo l'ospitalità, tant'è che l'altro giorno raccontavo, ieri ho fatto un giro tra Bitti, Lula, Orune, Onanì e mi stavano quasi per sequestrare. Dice, no, ma sequestrare è una metafora. No, mi stavano sequestrando perché mi volevano a cena. No, ma stasera non posso. No, vieni a cena, dormi pure qui. Quindi non solo a cena, ma dovevo Sì, anche sì, dormire sì, lì. sì, sì, sì. E se dici no, non perché non vuoi, ma perché non puoi, e tu sei subito un nemico perché hai rifiutato l'invito della... Quindi sono rimasto da noi. Ma guarda, se vuoi un pochettino d'acqua, non la voglio, non c'è problema. Non si offende nessuno, eh? Sì, sì, Anzi, sì, sì. giustamente. Ma proprio l'altro giorno Piero Chiambretti mi ricordava, Ah, Piero. siamo stati a Orgosolo e raccontava di questo posto dove siamo stati a mangiare la pecora bollita. A quei tempi facevamo prove tecniche di trasmissione con Piero e io, Sì, io l'avevo visto. io presentavo le squadre di calcio sarde, Sì. era da morire, era bellissimo. Che roba. Sì. In questo momento siamo a bordo campo che i calciatori stanno riscaldando a bordo campo, c'era il fuoco acceso, era il procettore, si stavano riscaldando. Ecco il famoso maiale, altro stereotipo dell'isola. Ma poi se ne innamorano tutti perché non sono abituati, perché non hanno non solo la bellezza paesaggistica, ma non hanno il clima che avete voi, perché in certi paesi dell'interno, cioè, entri in una dimensione diversa, completamente sacra. Sì. Tutti i paesi, anche paesini dove la gente dice "Ah, che c'è lì?" Perché per la gente, per esserci qualcosa, ci deve essere il casino. Non so, che c'è, io dico, che cosa deve esserci per far sì che ci sia qualcosa per qualcuno in un paese? Quando c'è la storia, c'hai un nuraghe e qui sta dappertutto. Quando c'è la gente ospitale, gente che parla, gente che non è scontato, c'hai tutto. Poi magari dovrai fare 30 km per andare al cinema, per carità, 100 km per l'aeroporto, ma insomma non puoi dire che non c'è niente nell'isola, dai. O in un piccolo paesino che sia. quindi. No, Però qui quando vengono degli amici cominciano a fotografare tutta la... sì, eh? Zone che a manzano mi indischidas cantende contos de sa vida tua ma volta schima bizzo chi no es canto su chi se snende a sa compagnia tua ma puntos delicados en notas coloradas átimos de tristura y de alegría tonos de simpatías timores, nostalgias, seguramentos de esa vida tua. Pensando a mamma, babbo, frades tuos, o amigos dai vicino, cosas que hay. Sos contos tuos son signos de valore, que van en forza tu natura. Su mundo tu es minore e delicato. Es delicato, ma non è pagos l'ischi o l'ischini vaghinda per chi nono poninde d'ogni cosa a modo e solo gente chi no a coro
e si nudene sprocaminare, morire, mandigare, ruinare e fa qualcosa che non tiene un senso. Zona che a manzano mi dischidas, nande mi contos tuos, perdonami sos míos, que no es que ni tú es importante, perdónanos, perdónanos, vignume un cantante. Cosa dirvi, Eurofans? Io vi ringrazio dell'attenzione. E troverete l'intervista con Benito Urgu nel mio canale YouTube Daniele Andreani, ma poi la divulgheremo, la diffonderemo, insomma. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, siamo partiti dalla notte dei tempi, non da Adamo ed Eva, ma dal 1939, quando il buon Benito è nato. E siamo arrivati fino ai giorni nostri. Questo è Urgufans. Ciao da Benito e ciao da Daniele Andreani, grazie mille. Ciao a tutti gli Urgu fans.